Era tutto finto, i pascoli, il bestiame, i documenti che attestavano l'attività di aziende agricole fittizie, un immenso giro d'affari per raccogliere fondi dell'Unione Europea destinati all'agricoltura e ai giovani agricoltori. Tocca anche il Veneto e il Trentino Alto Adige l'operazione Transumanza sulla cosiddetta mafia dei pascoli della Guardia di Finanza di Pescara, che ha portato a 75 soggetti indagati, tra persone fisiche ed enti, con 25 misure cautelari, 16 perquisizioni, sequestri preventivi per un giro di denaro milionario, almeno 5 milioni di euro erogati senza titoli a 24 imprese agricole e 38 soggetti accusati a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Guardia di Finanza di Pescara e Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dell'Aquila hanno agito in sinergia per controllare una mole immensa di documenti, effettuare oltre 100.000 intercettazioni, 8.000 interrogazioni alle banche dati e più di 270 conti correnti controllati. Coinvolti affiliati alle organizzazioni criminali del Gargano, il nome più altisonante è quello di Angelo Tarantino, detto Vucciured, della famiglia di San Nicandro, che per anni è stata al centro di una violenta faida con i Ciaravella. Tra gli indagati figurano persone foggiane, abruzzesi, ma anche venete e della provincia di Trento. Le indagini sono durate 2 anni, una vera e propria organizzazione criminale operativa dal 2014 con una cupola di 13 persone che gestivano tutta la documentazione per simulare i requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti titoli PAC rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli. Secondo gli investigatori, le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in combutta con altrettante società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese costituite per fare incetta di migliaia di ettari di terreni la cui concessione ad uso civico veniva messa al bando dai comuni. Le somme percepite indebitamente sono state comunque sequestrate.